mito degli anni 90, è vero? Gli grandi eventi storici. La caduta del muro di Berlino 1989. L'evento successivo è stato l'attentato alle Torri Gemelle del 2001. In mezzo un cazzo. Gli anni 90, la gente che si annoiava tirava i tappi nei barili, diceva sperano che passeranno questi anni 90. Se tu prendi un libro di storia, togli tutte le pagine degli anni 90 e le riconti, uguale. Musicalmente, gli anni 60, cazzo, gli anni 60, i Beatles, i Rolling Stones, gli anni 70, i Led Zeppelin, i Pink Floyd. Gli anni 80 il punk, cazzo, i Clash, i Police. Gli anni 90 Max Pezzali. Max Pezzali che era negli 883. Il suo socio, Reppetto, viene da Montoggio, lì. Ma dove cazzo è finito il rock? Ma voi avete mai sentito che uno dei Led Zeppelin è di Savignone? A Savignone ci abita Vladimiro dei Trilli, no? I Led Zeppelin. Ma Max Pezzali, vedi, che è anche simpatico, sembra, sai quei gonfiabili negli stadi, no? È una brava persona, però diciamo che la musica, cioè diciamo che Max Pezzali sta alla musica come il mio Belino sta al Belino di un nero del Bronx. Possiamo anche dire che il mio è il Max Pezzali dei Belini, diciamo.